Mostrare un territorio aperto che dal Piave si estende sino al Po, quell'area che un tempo era compresa nell'antico dogado veneziano. E questo è il senso del contributo di Expo 2015 Venezia, un affiancamento alla manifestazione di Milano, qualcosa di completamente diverso però dalla presentazione di prodotti che arrivano da tutto il mondo. Nell'Expo tu presenti le cose che hanno fatto altri paesi, altri che vengono ed espongono le loro cose. Qui noi esponiamo le cose che questo territorio produce e le mettiamo a sistema. 75 progetti selezionati dal comitato, tema centrale l'acqua che nutre l'ambiente, un elemento ontologico per Venezia. La cultura dell'acqua si estende con una gamma enorme dalla cultura dalla piscicoltura, dalle cose più materiali anche all'arte, perché l'acqua si riverbera nell'arte, nei dipinti, dove senza i riflessi dell'acqua non si capirebbe l'ispirazione dell'artista. Un valore che deve rimanere anche dopo l'Expo. Esponendo le best practices, le dico in inglese, ma vuol dire le parti migliori di questo territorio, recuperando appunto percorsi, dando collegamenti, si innova. E questo è lo spirito per il dopo 2015. Quindi esponiamo durante i 6 mesi ciò che abbiamo voglia di valorizzare, perché questo valore continui nel 2016 ed oltre. Questa famosa parola legacy noi la interpretiamo come un territorio che ha un futuro. E la città intera, l'area vasta che si prepara all'Expo. E l'Ateneo Veneto, polo di aggregazione culturale di Venezia, avrà proprio la funzione di avvicinare i veneziani alla manifestazione, un'occasione di sviluppo per le imprese del territorio. L'Expo del 2015 la stiamo vivendo sia come istituzione che come sistema delle associazioni che come imprese, come un'opportunità di sviluppo, quindi per noi è un momento fondamentale questo qui, le imprese si stanno preparando per essere pronte e ci auguriamo che sempre di più seguano questo progetto, con questo obiettivo di Venezia che non va all'Expo ma l'Expo che viene a Venezia, diciamo così, e quindi l'obiettivo di intercettare qui sul territorio le esperienze.